500, 600, Per la questura siamo 1.500. Ma noi siamo su meta di brucio perché ognuno balla da suonessi binti. Temo 1.000-1.500. Beh, vabbè, certo. Sì, confermo assolutamente. Che resta sempre in 3/4. Noi siamo dei visionari nel nostro lavoro, perché se uno non immagina non fa cinema, ok? E quello che stiamo proponendo in questo momento è un'immagine anche del futuro della nostra isola. Stiamo proponendo un'idea di sviluppo della nostra isola, che è fatta con un lavoro pulito, bello, che aiuta a creare, inventare sogni, generare storie, raccontare, narrare. E cosa c'è di meglio? Potrebbe dare ai giovani, e sono tanti quelli che amano il cinema e vogliono fare il cinema, una speranza per il futuro. Grazie. Va bene. L'ultimo film di Giuseppe Tornatore, mettendo 700.000 euro e ottenendone una spendita di, mi pare, 15 milioni di euro. Sono cifre importanti. Decuplicato l'investimento della regione. Questa industria ha una fortissima capacità attrattiva di fondi, a fronte di una piccola quota messa dall'ente locale. Il più delle volte manco direttamente, perché l'ente locale magari può andarsela a prendere in Europa e non deve manco dissanguare le proprie casse, quelle della contabilità ordinaria. La legge cinema ha bisogno di un finanziamento annuale di 3 milioni e mezzo su base triennale, cioè sicuri per 3 anni. Perché questi sono i tempi dentro i quali si muovono le produzioni. Tu inizi con lo sviluppo di una sceneggiatura, poi dallo sviluppo della sceneggiatura inizia la ricerca dei fondi per filmare, poi giri, poi monti, poi fai un piano di distribuzione, ci vogliono questi tempi e in questi tempi tu devi essere sicuro che i fondi della legge siano sempre disponibili. Non si può iniziare un anno facendo lo sviluppo della sceneggiatura per scoprire che l'anno dopo non c'è il bando per la realizzazione dei lungometraggi. Tutte le opere finanziate 2009, 2010, 2011 non si sa, non ci sono i soldi, non è una priorità, c'è il patto di stabilità, fondamentalmente c'è un disinteresse. C'è un disinteresse tranne quando va un film a un festival importante dove l'assessore, il direttore generale politico di turno si mette lì a mostrare quanto bene ha fatto la regione Sardegna. Cioè, questo è il punto fondamentale. Qui ci sono film finanziati, fondi di sviluppo finanziati nel 2009-2010, ne uno io, ce n'è uno Luca Meli, c'è Paolo Zucca, eccetera, che non vedono la luce perché non ci sono i soldi. Stiamo parlando di 4-5 anni fa, cioè di fondi che già c'erano, perché quando si fa un bando vuol dire che i fondi ci sono, quindi insomma, situazione drammatica. Ispirandoci a quanto è già stato fatto da altri film commission italiane, per esempio la Puglia, e considerando il fatto che comunque i soldi sono sempre meno da parte delle regioni, abbiamo chiesto alla Sardegna di fare quello che già altri con estremo virtuosismo fanno. Andiamo a prenderci soldi in Europa. Facciamo un esempio semplicissimo: la Film Commission Puglia, a fronte di 1.900.000 euro messo dalla regione, che è una cifra esigua, porta 7 milioni e mezzo di euro nel 2012-2013 dall'Europa e li spende nella filiera. E questi 9 milioni di euro poi, forti delle quote di cofinanziamento, perché chi viene in Puglia a girare porta i soldi delle emittenti televisive, quindi delle cessioni dei diritti televisivi, la quota del Ministero, e mettono nel circuito 30 milioni di euro. Cioè queste industrie sono buste paga e redistribuzione del reddito nel tessuto economico locale. Anche in Sardegna vogliamo fare questo. Questo è quello che abbiamo chiesto fondamentalmente alla Regione, di essere partner dell'assessorato alla programmazione,
nel progettare lo sviluppo di tutta la filiera dell'audiovisivo in Sardegna. Ascolta, Sardegna 1 voleva avere qualcosa, io gli potevo dare, io gli ho detto semplicemente che c'è una legge regionale che di fatto non è stata finanziata, il cinema è cancellato, però non gliel'ho data in audio. Ciao. Ecco, perché volevo che tu fossi più... Ciao. No, non c'è l'assessore, ciao. Quindi non vi riceve? No, ci riceve alle 4:30. Alle 4:30? Sì. Vabbè. Dimmi quando ci sei. All'assessore, siccome le richieste le abbiamo fatte già tutte, a noi in questo momento ce n'è una impellente che ci interessa, che è sapere a quanto ammonta il finanziamento per la legge cinema, per la Film Commission per il prossimo anno e per gli altri 2 a venire. Voi protestate oggi sotto questo assessorato, si dovrà intervenire in finanziaria, una finanziaria che probabilmente non verrà discussa da questo Consiglio regionale. È forse il caso di spostare questa vertenza, tra virgolette, vostra anche in campagna elettorale, perché chi si candida oggi alla presidenza della regione su questo tema dovrà dare una risposta forte. Certo, ma questa è una cosa che noi abbiamo fatto fin dall'inizio, abbiamo dall'inizio contattato tutti i possibili candidati, tutte le possibili parti politiche, perché per noi non è una battaglia contro un'amministrazione o contro un'altra, è una battaglia trasversale. Noi non abbiamo bisogno di spostare niente, cioè, si spostano le persone all'interno delle amministrazioni, ma le nostre richieste sono esattamente le stesse. Okay. Ci sentiamo stasera. Grazie, La programmazione grazie. Un attimo di attenzione. Scusate ragazzi, l'assessore come avete sentito ci ha dato appuntamento alle 4:30, saliremo una delegazione, non è che saliamo tutti, però alle 4:30 saremo qui. Chi può venire alle 4:30 viene alle 4:30 e mettiamo su la delegazione e saliamo a parlare con l'assessore. Ok, adesso ce ne possiamo andare. Ciao, in coda. Ce ne possiamo andare. In coda.